Ergolines Lab è nata come startup all'interno di Area Science Park, che è il primo polo tecnologico, uno dei importanti europei, del quale mi onoro anche di essere vicepresidente. All'inizio noi eravamo un laboratorio multidisciplinare al servizio delle aziende che volevano portare un'idea fino al mercato. Ergolines ha trovato una nicchia di mercato in quale inserirsi, che è il settore siderurgico, cioè le acciaierie, e noi produciamo prodotti che servono per tenere in qualità il processo e il prodotto in colata continua. Esportiamo in questo momento in 57 paesi al mondo e non abbiamo filiali estere, ma abbiamo un network di agenti che copre il territorio mondiale. Il nostro prodotto di punta è quello che ci ha permesso di diventare il leader al mondo nel settore siderurgico, appunto, è stato lo stile elettromagnetico, che è un sistema che viene inserito sulla colata continua per tenere in qualità l'acciaio. Che cosa ci ha distinto dai nostri competitor? Fondamentalmente noi abbiamo customizzato il cliente, il tipico approccio tailor-made sul prodotto, mentre i nostri competitor lo offrivano a taglie fisse. Questo cosa ha permesso? Un risparmio energetico, una sicurezza dell'operatore sull'impianto, che è una cosa molto importante, e soprattutto meno spese di adeguamento dell'impianto su un prodotto. Oggi diciamo che la filosofia è veramente molto cambiata all'interno di Ergolines, perché noi non vendiamo più veramente i prodotti, ma vendiamo il servizio che tutti i nostri prodotti stanno dando, perché stiamo parlando di digitalizzazione, di assistenza in remoto. Questi sono sistemi che noi abbiamo inserito nei nostri prodotti già da decenni, e quindi questo ci permette di tenere tutta la filiera della produzione dell'acciaio sotto controllo. Una frase che ci identifica è già nel nostro logo, Ergolines Innovation Partner. Noi siamo il partner per l'azienda nell'innovazione, e il nostro desiderio è sempre stato che in qualsiasi parte del mondo quando c'è un problema all'interno delle acciaierie, deve essere automatico pensare ad Ergolines che può risolverlo.